Francesca, un rientro a pieno ritmo per te con 90 minuti che non vedevi da un po' di tempo, con la fascia da capitano. Sì, sì, sono contenta che ci sia stata la possibilità di rientrare dal primo minuto e niente, speriamo ce ne siano anche in futuro. E sì, la fascia era da un po' che non la indossavo e è sempre un motivo d'orgoglio per me. Complice la squalifica di Da Rossa. Sì, 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 esatto, esatto. E vabbè, tornerà la prossima, dai. Primo tempo che finisce a rete inviolate, cosa è mancato secondo te? Niente, è mancato un po' la fame di raggiungere il gol subito perché comunque la partita andava chiusa prima e dobbiamo essere più brave ad essere più precise, aiutarsi di più là davanti e niente, per fortuna poi è andata bene. Infatti poi nel secondo tempo una paratona di Ferin sullo 0-0, poi Mantovani e Tomasella hanno chiuso il discorso. Sì, Ferin è stata brava a farsi trovare pronta e niente, poi per fortuna, anche fortuna diciamo, e per voglia nostra di portare a casa questi 3 punti ce l'abbiamo fatta, insomma l'abbiamo messi dentro. Secondo te serve magari un blocco mentale all'inizio? Ma no, neanche blocco mentale, non abbiamo trovato la strada giusta per arrivare al gol, forse ci è mancata un po' di precisione nei passaggi negli ultimi 20 metri, ecco, nell'ultima fase dell'azione. Allora Greta, gran lavoro davanti per te oggi, però le occasioni sono arrivate nel finale. Sì, purtroppo sono arrivate nel finale quando eravamo un po' meno lucide davanti, diciamo così, di testa mentalmente, però il lavoro della squadra dietro si è sentito e hanno cercato di offrirci le possibilità migliori, quindi va bene così. Domenica c'è la Coppa Italia, si andrà a Milano, cosa rappresenta per voi questa Coppa? Questa coppa è importante perché comunque siamo arrivati fino a qui, vogliamo fare bene, vogliamo continuare a fare bene e abbiamo la possibilità di migliorarci, di provare nuove occasioni, nuovi schemi eccetera, quindi daremo il massimo come sempre. Poi Milano, cioè contro Inter, è una bella esperienza comunque, speriamo di fare bene. Allora Roberto Bolzan, come è andata la partita di oggi, anche se possiamo dirlo proprio che il Vittorio Veneto ha fatto molta difficoltà a trovare il gioco nel primo tempo. Sì, effettivamente abbiamo avuto delle difficoltà a giocare la palla come sappiamo e il primo tempo abbiamo avuto pochissime situazioni da gol. Nel secondo tempo ci siamo sbloccati tardi, ma insomma ci siamo sbloccati, abbiamo avuto qualche situazione particolare, alla fine siamo riusciti a fare 2 gol, uno di pregevole fattura, uno bellissimo da parte di Tomasella e quindi quello che era importante oggi era dare continuità e portare a casa il risultato. Poi sul gioco dovremo fare qualche riflessione in settimana magari, anche se adesso abbiamo la prossima il turno di Coppa che quindi ci stacca un attimino dal campionato, ma comunque sì, oggi alcune cose sono da migliorare sicuramente. Possiamo dire insomma ci mancava qualcuno, però siamo in 22 e quindi chi entra in campo deve dare il massimo e deve giocare come sa giocare il Vittorio Veneto. Lo dicevamo domenica scorsa da mister D'Astolfo, se non giochi al 100% è dura stare davanti. Eh, questo lo sappiamo, il campionato è durissimo, l'abbiamo visto domenica scorsa, ma l'abbiamo visto durante tutto il campionato, noi dobbiamo dare il 100% e oltre il 100% perché altrimenti cadiamo nel mediocre e questo non ci fa portare a raggiungere l'obiettivo finale che è quello di vincere il campionato. Con le assenze comunque hanno, come dicevi, hanno esordito anche altre giocatrici che magari trovavano meno spazio in campionato. Sì. Allora, il fatto positivo è indubbiamente questo, che diamo la possibilità a qualcuno di giocare che magari da un periodo che non gioca oppure gioca con discontinuità. Certo è che ci deve essere anche un riscontro in campo dei nuovi inserimenti, per cui dobbiamo pedalare un po' di più. I due che mi vengono proprio in mente di più sono Casagrande e Zanella che non facevano 90 minuti da un po' di tempo. Tra l'altro tutte e due sono del gruppo storico della Vittorio Veneto, sono felice che loro siano in campo dal primo minuto, e anche se, ripeto, probabilmente hanno pagato lo scotto di essere da un po' che non giocano e che non calcolano con continuità i campi. E quindi bene positivo il loro esordio, dobbiamo fare ancora qualche passo per avere i 90 minuti di qualità. Allora siamo con Paolo Di Silvestro, mister del Pescara, neo mister di questa società neopromossa in Serie B.
Buonasera. Volevo dirle mister subito una cosa. In settimana parlava Mari di un turno molto difficile, ma di giocarsela. Il primo tempo, sinceramente, il Pescara se l'è anche giocata, poi la maturità, l'esperienza del Vittorio Veneto ha fatto sì che portasse a casa i 3 punti. Certo, abbiamo provato a mettere in campo le nostre armi, diciamo, nei limiti del nostro possibile nel primo tempo. Il secondo tempo, complice anche un po' un vistoso calo fisico, è venuta fuori la superiorità, sinceramente, sia tecnica che fisica del Vittorio Veneto, e hanno portato a casa la partita meritatamente. Si parla comunque di un campionato di Serie B difficile per la compagine del Pescara da neopromossa, forse magari paga proprio questo lo scotto di un campionato tecnicamente più alto rispetto a un campionato regionale. Certamente, di sicuro, stiamo pagando, comunque adesso stiamo cercando un po' di calarci nella realtà della Serie B. Qui in Abruzzo il movimento femminile è del tutto nuovo, è nato da pochi anni, questa è una società, una squadra giovanissima che ha appena 4 anni di esperienza, e quindi adesso ci siamo ritrovati un po' così a fare un campionato di livello superiore, e comunque proviamo a giocarcela fino alla fine, perché è un'esperienza per la nostra società, per le nostre ragazze, e speriamo di continuare a migliorare partita dopo partita. Anche perché 3 punti li aveva portati a casa il Pescara ultimamente. Sì, abbiamo fatto una bella vittoria in casa con il Ferrara, poi siamo incappati in un brutto stop a San Marino, dove obiettivamente abbiamo giocato davvero una brutta partita. Anche se qualcuno mi diceva che mancavano tantissime ragazze influenzate. Sì, abbiamo avuto un problema durante la settimana, dove ci siamo ritrovati praticamente con quasi tutta la squadra a letto per le prese con un virus, e insomma siamo scesi in campo un po' così, decimate e un po' influenzate. Grazie a mister Paolo Di Silverio, scusi, e ci vediamo a Vittorio Veneto. Prego, grazie, in bocca al lupo.